Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo, al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha denunciato 3 cittadini extracomunitari, 2 donne e un uomo, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le Fiamme Gialle hanno inoltre posto sotto sequestro un immobile situato nel comune di Colonnella, utilizzato come casa d'appuntamento dove giovani donne offrivano prestazioni sessuali a pagamento. Il provvedimento di sequestro preventivo, firmato dal GIP del Tribunale di Teramo, rappresenta l'ultima misura adottata nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla sezione mobile del nucleo PEF sulla base di elementi raccolti durante il costante monitoraggio economico del territorio. L'indagine si è sviluppata attraverso attività di osservazione, controllo e pedinamento, anche mediante l'uso di videocamere, e l'analisi di numerose inserzioni online in cui venivano pubblicizzate in modo esplicito prestazioni sessuali offerte nella zona di Colonnella. Le indagini hanno incluso anche l'esame di tabulati telefonici e l'ascolto di circa 20 uomini, tutti identificati come clienti dell'appartamento incriminato. Le giovani coinvolte, alcune delle quali clandestine o presenti in Italia con un semplice visto turistico, vivevano 24 ore su 24 all'interno dell'immobile in condizioni igienico-sanitarie precarie. Gli indagati garantivano un ricambio costante delle ragazze che rimanevano mediamente per una decina di giorni allo scopo di offrire ai clienti volti sempre nuovi. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati contanti ritenuti provento dell'attività illecita, oltre a beni di consumo utilizzati durante le prestazioni sessuali. Le indagini proseguono con l'analisi di agende, documentazione extracontabile rinvenuta in loco per ricostruire il volume d'affari non dichiarato e procedere con eventuali accertamenti fiscali. Parallelamente verranno inoltrate segnalazioni all'autorità garante per la protezione dei dati personali tramite il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma per i gravi illeciti amministrativi riscontrati. In particolare è emerso che alcuni dealer, operatori economici abilitati alla vendita di SIM telefoniche, avrebbero omesso o inserito in modo errato i dati anagrafici degli interessati, ostacolando così l'identificazione dei soggetti coinvolti, molti dei quali di nazionalità cinese.